Bentrovati amici a questo nuovo appuntamento con Sicilia 24 Focus. Oggi parleremo di povertà. Pensate, la Sicilia è la prima in Italia per persone che sono a rischio povertà e di poveri già conclamati che sono in uno stato di assoluta indigenza e di bisogno. In Sicilia ce ne sono ben 500.000 di persone, ma non vogliamo snocciolare questi dati che di per sé sono allarmanti. Vogliamo dare, come di solito accade in queste trasmissioni, anche dei consigli, delle indicazioni per evitare situazioni di indigenza, ma cercheremo anche di dirvi quali sono i servizi che sono messi a disposizione dalla Caritas per chi si trova in uno stato di necessità, e lo faremo con Don Nuccio Puglisi, che incontriamo oggi e che vi presentiamo perché è il neo direttore della Caritas di Catania. Ben trovato. Grazie. Don Nuccio. E poi collegati con noi c'è Salvo Pappalardo, che è il vice direttore della Caritas di Catania, un volto ben noto ai nostri telespettatori perché da circa 10 anni lo vediamo impegnato non solo nelle mense della Caritas, ma anche in tutti i servizi che la Caritas offre ai suoi utenti, e cercheremo di capire quali sono questi altri servizi, perché la Caritas spesso viene identificata solo con l'help center, cioè quel luogo dove anche in periodo di pandemia si è assicurato un pasto alle persone che bussavano alla porta dell'help center. In periodo di pandemia, con ovviamente dei panini, dei sacchetti che si potevano dare. In tutti gli altri giorni invece sono proprio pasti caldi che vengono offerti e dati gratuitamente, grazie anche alla collaborazione di tantissime persone che danno una mano a tutti. Bene, ma io inizierei da Don Puglisi, perché cerchiamo di capire anche questo nuovo direttore, di conoscerlo. Allora, mi sono un po' informato, ho visto che lei ha fatto degli studi di teologia biblica. Sono ancora in corso, perché sei ancora in corso, non ho ancora terminato. Questione di poco ormai, ma un esempio per i più giovani, che bisogna sempre continuare a studiare, a formarsi, soprattutto se si è dei sacerdoti. È bene che ci siano delle solide basi teologiche, in questo caso, e bibliche. Diploma di teoria e solfeggio, quindi ama la musica, suona la chitarra, ama cantare, è assistente scout, quindi il mondo dei giovani per lei non dovrebbe essere un mondo così sconosciuto. Leggo che gli piace cucinare. Tantissimo. Quindi è una delle cose che spero di fare, tra le altre, così lo dico subito, ecco. È trovare poi un momento, un'occasione anche per farlo a favore di questi nuovi fratelli. Dei poveri. Quindi in cucina all'help center, Salvo, stai sentendo, no? Avrete un cuoco d'eccezione che è il nuovo direttore della Caritas, perché se ama così tanto cucinare sicuramente riuscirete ad offrire dei pasti, ma comunque so che tutti i volontari sono veramente molto bravi. Comunque lei ha tanti hobby, e fra questi hobby c'è anche quella della scrittura. Quello da sempre, scrive delle recensioni, sicuramente anche delle poesie, e ha scritto anche un bellissimo romanzo che si chiama 108 volte più grande del sole. La storia è molto toccante perché racconta di un rapporto tra una ragazza maturanda, però purtroppo malata terminale, e di un sacerdote che la segue in questo percorso così difficile e doloroso, ma l'aiuta a raggiungere... anche perché la ragazza gli chiede di prepararla per gli esami di maturità. Lui si stupisce, no? La rassicura sul fatto che nessuno in quel momento avrà la preoccupazione che lei si diplomi, ma che stia meglio, e lei gli risponde: io devo portare con me qualcosa di interamente compiuto. È tratto da una storia vera. E per questo è molto toccante, perché proprio racconta di una storia reale, è vero. Cioè, c'è stata questa ragazza e questo sacerdote che l'ha aiutata in questo senso. Don Puglisi, io le chiederei questo. Caritas, ecco, si identifica chiaramente, è il braccio della Chiesa, no? Il braccio che sta più vicino ai poveri. In cosa si differenzia dal volontariato, dalle belle azioni che può fare un'associazione laica? Perché ecco,
Cos'è che connota la Caritas da tutte le altre associazioni? Cominciamo dicendo subito che intanto il fatto che chiaramente abbia una specificità cristiana non la nega all'apertura nei confronti di coloro che, pur non riconoscendosi cristiani o religiosi, vogliono comunque attraverso di lei mettersi a servizio degli altri. Quindi in questo senso la Caritas accoglie innanzitutto i volontari, prima ancora che accogliere i poveri. E la specificità di cui mi chiedi ha proprio a che fare con il termine ultimo, con il fine ultimo. Chi lavora in Caritas riconoscendosi cristiano all'interno della Caritas non lo fa solo per quel qualcuno che incontra sulla strada, ma perché in quella persona riconosce qualcun altro. E questo è un motore molto forte, perché mette il cristiano nella condizione di sperimentare in maniera carnale la verità del Vangelo, la quale verità tante volte per noi che soprattutto siamo occidentali rischia di rimanere nell'ambito delle astrazioni, quando invece sappiamo perfettamente che la cosa più importante che Dio ha fatto è stata quella di farsi carne, cioè ha bisogno di determinarsi e di concretizzarsi in una realtà, come dice l'Evangelista Giovanni, che possiamo toccare con le nostre mani e vedere con i nostri occhi. Le tre famose virtù teologali, fede, la speranza e e la carità, no? San Paolo diceva, ma più di tutte la carità, Ecco. di sopra di tutto. Salvo, vengo a te, ho dato un titolo un po' importante a questa trasmissione, povertà, che fare? Chi meglio di te ha toccato con mano in questi 10 anni le tante realtà della nostra città? Bussano alla porta della Caritas persone in difficoltà, ma sono sempre più numerose e numerosi i cittadini che hanno perso il lavoro, famiglie che magari andavano discretamente bene, insomma non avevano bisogno di rivolgersi alla Caritas e che invece adesso hanno questo bisogno. Ecco, che fare? Ma innanzitutto un caro saluto a te Adelaide, al nostro caro Donnuccio e a tutti gli ascoltatori. Potremmo partire da cosa fate e poi magari diciamo che fare, cioè dare dei consigli per evitare di scivolare sempre più in basso, perché Sì. con Don Puglisi poco fa parlavamo che purtroppo quando si è in stato di necessità si cerca di risollevarsi magari giocando alle slot machine, ecco, si può cadere in quelle che io definirei tentazioni, perché poi sono dei giochi che difficilmente ti fanno diventare ricco, ma in realtà ti impoveriscono sempre di più. Quindi questi potrebbero essere dei consigli che possiamo dare. Però è anche vero che la Caritas, lo dicevamo l'altro giorno al telefono, oltre ad offrire pasti caldi ha anche una serie di servizi di consulenza. Ecco, perché questi secondo me sono meno conosciuti. Io in questi 16 anni che vivo la mia Caritas intesa che è nostra, di tutti, ho avuto modo di testimoniare, percepire e conoscere, seppur minimamente, lo devo ammettere perché stiamo andando sempre più ad ampliare le possibilità in cui una famiglia, un fratello, una sorella si possono trovare a vivere la triste esperienza della povertà. Ma la povertà non è quella materiale, o quantomeno non solo quella e non più solo questa. Ecco perché il primo passo delle famiglie, delle persone, di ogni fratello e sorella che si trova a vivere questa esperienza parte da una base. I veri poveri si vergognano a venire in Caritas diocesana. E questo e quando è io gravissimo. dico i veri poveri, Questo è gravissimo. esatto, quando io dico i veri poveri,
Ti interrompo solo un secondo perché vorrei ricordare il numero di telefono che le persone che ci stanno seguendo possono formulare, però utilizzandolo solo come messaggistica, è 342 74 55 005. Ecco, se volete come dire, scriverci un suggerimento, una domanda, volete un'informazione, utilizzate questo numero o con WhatsApp o con un messaggio normale e io rivolgerò queste domande o a Don Puglisi o a Salvo Pappalardo, insomma cercheremo di darvi una risposta. Prego Salvo. No, grazie Adelaide. Io quando affermo in ogni sede, Don Nuccio già sa bene a cosa mi rivolgo, quando parliamo di vere povertà non andiamo a toccare o a giudicare o a discutere della povertà materiale, anzi dobbiamo preoccuparci delle povertà che non vediamo. Ci dobbiamo preoccupare di tutte le famiglie e di tutte le persone che vivono l'opportunità di un trasferimento a causa o a motivo di determinate problematiche nei loro territori, si trovano a vivere delle esperienze di cui non erano abituati e hanno bisogno di essere supportati. Sperano di riuscirci con le loro forze. Ecco perché negli ultimi anni sono aumentati drasticamente i casi di povertà invisibile e materiale di famiglie che auspicano con una vincita, che auspicano a risolvere il problema. E cosa troviamo? Troviamo famiglie che si sono sovraindebitate, troviamo famiglie strozzate dalla criminalità organizzata che è l'usura, e queste sono delle povertà tremende perché le persone si sentono sole. E cosa possiamo consigliare a queste persone? Possono rivolgersi alla Caritas? C'è un servizio di ascolto, di sostegno, che sia psicologico, che sia sociale, che sia materiale, una bolletta che non si riesce a pagare? Ecco, perché sarebbe interessante sapere cosa materialmente può fare la Caritas per queste persone. Io invito, esorto tutte le famiglie che si stanno trovando a navigare in cattive acque a darci l'opportunità e la possibilità di poterli conoscere, incontrare, e possiamo anche garantire in maniera familiare, riservata, qui all'Help Center, possiamo dare a tutti noi l'opportunità di capire qual è la povertà e qual è il disagio che la famiglia si sta trovando ad attraversare, e tutte le varie possibilità di intervento. Sì, prego Salvo, concludi perché siccome stanno arrivando le prime domande, così cerchiamo anche di soddisfare le persone che ci stanno chiedendo qualcosa e poi dobbiamo anche andare in pubblicità. Quindi concludo dicendo tutte le opportunità di intervento possono essere non solo quelle visibili che si sanno della Caritas di Catania, che possono essere il soddisfare il fabbisogno alimentare, igiene alla persona o l'accoglienza, ma parliamo di interventi di integrazione, interventi di inclusione attiva, quali il microcredito, parliamo delle consulenze legali, parliamo delle accoglienze. Mi rivolgo a tutte le donne vittime di violenze, a tutte le donne che si trovano ad essere vittime dell'usura, ma anche padri di famiglia. È chiaro che la Chiesa di Catania e soprattutto la Caritas diocesana non vuole, non può e non agevolerà mai questo circolo vizioso dell'usura, quindi un microcredito non interverrà mai per andare a sanare i debiti dell'usura, ma accompagneremo e affiancheremo sempre la persona affinché possa uscire da questa problematica dell'usura, perché abbiamo delle bellissime collaborazioni non solo con le forze dell'ordine ma soprattutto la Chiesa, i nostri sacerdoti. C'è un direttore Caritas che chiaramente con una parrocchia riesce a supportare con l'ascolto la problematica. Io esorto a dire alle persone:
dateci l'opportunità di poterci confrontare, di Salvo, è poterci chiarissimo. condividere. Va bene, chiarissimo, il messaggio è arrivato, forte e chiaro. Andiamo in pubblicità e poi risponderemo alle persone che ci stanno rivolgendo alcune domande. Ci vediamo qui tra pochissimo con Don Puglisi, direttore Caritas, e con Salvo Pappalardo, vice direttore della Caritas di Catania. Rieccoci in studio, stiamo parlando di povertà, cosa fare, stiamo dando dei consigli, stiamo cercando di conoscere quali sono tutti i servizi della Caritas. Abbiamo detto che non è solo un luogo dove si dispensano dei generi alimentari o dei pasti a chi ne ha bisogno, ma ci sono una serie di servizi, delle consulenze, degli sportelli a cui ci si può rivolgere in caso di difficoltà economiche, perché magari si è caduti nel giro dell'usura, perché si hanno delle difficoltà ma con un piccolo aiuto economico si può come dire, risolvere una situazione incresciosa. Stiamo parlando anche di persone che avevano un tenore di vita discreto, buono, riuscivano a mantenere la famiglia e che di colpo si sono ritrovate in uno stato di necessità e che per vergogna, per questioni proprio personali, non riescono a bussare alle porte della Caritas. Abbiamo detto che lo si può fare tranquillamente in forma molto discreta, non sarà certamente il vostro nome sbandierato ai 420. Abbiamo anche parlato di donne che cadono in trappole micidiali. Anche in questo caso la Caritas può dare una mano d'aiuto. Non a caso direttore della Caritas è un sacerdote, in questo caso, e lo abbiamo anche qui in studio, lo stiamo conoscendo perché è il nuovo direttore della Caritas di Catania. Don Puglisi, cos'è il povero per un cristiano? Abbiamo fatto la distinzione fra le associazioni di volontariato, laiche, eccetera, e la Caritas, che invece è per un cristiano il povero è la più grande aspirazione di ricchezza al quale un cristiano possa appunto aspirare, possa Cosa tendere. si sperimenta quando si aiuta concretamente una persona in difficoltà, che può essere economica, può essere un disagio sociale, personale, una crisi profonda di fede? Si fa un'esperienza eucaristica, no? Perché Eucaristia vuol dire ringraziamento. Il sorriso di un povero che ti guarda e che magari non ti dice nulla, ma in quel sorriso ti mostra la più naturale e umana delle gratitudini, cioè quella legata a un bene fondamentale che tu in quel momento gli stai dando, ecco, quel sorriso è impagabile. Quel sorriso non ha prezzo. Tutti siamo chiamati alla carità, non solo chi magari lavora, non ha tanto tempo, non necessariamente deve, come dire, prestare il suo tempo, la sua opera ad un'associazione, quella è la Caritas o qualunque. La capacità di amare. Siamo tutti chiamati alla carità? La capacità di amare è un'istanza umana, molto prima che religiosa, molto prima che cristiana, cioè è nella stessa natura dell'uomo l'essere solidale, il gioire nel momento in cui si vede che qualcun altro può gioire anche. Quindi l'uomo tenderebbe naturalmente ad espletare, ad esprimere così la sua natura. La questione è che viviamo in un mondo soffocato dall'egoismo, quindi possibilmente i nostri occhi vedono le sofferenze degli altri e le nostre orecchie sentono il pianto degli altri, ma il nostro cuore è un po' atrofizzato dall'abitudine di girare sempre attorno al proprio asse. Ci sono delle persone che insistentemente ci stanno chiamando, io non posso rispondere, dovete, se possibile, scrivere in 2 righe proprio un messaggino ed io rivolgerò le vostre domande, sollecitazioni ai nostri ospiti. Cosa significa fare carità? Cioè la carità è solo dare la monetina, i soldi, i vestiti che magari non usiamo più? Quella ecco. Io mi piace paragonare. È dare il superfluo, anche fare un piccolo sacrificio, ma è solo legata la carità a cose oggettive, la carità materiali? Allora, diciamo così, la virtù per sua natura non può mai essere occasionale, se no non è virtù. La carità
Quindi siamo chiamati è la più grande delle quotidianamente virtù. alla carità. Fate voi. Ok? Questo, cioè, mi piace paragonare sempre in maniera anche un po' spiritosa, ma con cognizione di causa, la carità ad una donna che non ama essere amata a intervalli. O mi ami e mi ami sul serio o lasci stare. Ma quali possono essere le altre forme di carità che non sia appunto fare un regalo o comunque donare qualcosa? Prima tra tutte l'ascolto, sempre. Quando noi ci poniamo in silenzio davanti a una persona che parla, e tante volte le persone parlano senza parlare, quindi significa che porsi in ascolto significa anche mettersi accanto a qualcuno, senza bisogno di doversi dire nulla. Per un cristiano questo può essere l'adorazione eucaristica. Nel momento in cui il cristiano è volontario Caritas, diventa il contatto con una persona che possibilmente è silenziosa, ma il cui silenzio grida. E le orecchie imparano ad ascoltarlo, a decodificarlo e poi a rispondere con la vita, non con le parole. Quindi mettersi accanto a chi soffre, partecipare. Vivere un atteggiamento di prossimità, come dice Luca nel suo Vangelo, non è tanto la questione di mettersi a cercare chi possa essere il mio prossimo in quel momento, no? Cioè chi è la persona a cui in quel momento devo fare del bene. La questione è esattamente al contrario, ed è anche su questo che la Caritas lavora. Rendere ciascuno consapevole del fatto che ciascuno può essere il prossimo degli altri, no? Quindi l'iniziativa deve partire non dal povero che ti viene a chiedere, ma da te che ti muovi già verso chi può avere bisogno. Ed è un po' anche quello che si fa quando fra i vostri servizi c'è anche quello di andare in strada ad aiutare le persone che vivono in strada, alcune anche per scelta. Sì, ricollegandomi a quello che diceva prima Salvo, non tutti vengono da noi. Ecco, appunto. Siete a volte voi che andate e cercate di cambiare anche. Cerchiamo di fare, di operare in maniera tale che possa essere garantito un margine di dignità a quelle persone, ma, e questo è molto importante, senza costringerle a cambiare quella vita che per loro, entro certi termini, può anche essere l'espressione di una scelta. Di una scelta diventa, intendono quasi libertà per loro ti possono parlo. essere svariate le ragioni. Però sono ben grati alcuni di rivolgere, cioè capiscono che c'è quell'attenzione alla loro persona che non è un gesto di commiserazione. A nessuna persona, neanche il più rigido misantropo darebbe fastidio che qualcuno abbia amore per lui. Qual è lo spirito del volontario Caritas? Cioè con quale... È quello di mettersi a servizio del Vangelo, il desiderio la mattina quando esce va a fare questo servizio di incontrare ciò che lui crede nella persona con cui lo può condividere. C'è una domanda un po' provocatoria: può la Chiesa di oggi accettare che un uomo possa dormire per strada e soffrire la fame? Beh, evidentemente no. Cioè, nel senso, non possiamo accettarlo come principio, ma se una persona sceglie di farlo, io devo rispettare quella persona. Non posso prendere una persona che ha scelto di vivere per strada. Sono certamente conosciutissimi casi dei clochard, di persone che si trovano per strada perché non hanno una casa e andrebbero volentieri a stare in una casa. Dobbiamo chiudere e mi piace leggere le ultime... Sì, certo. Gli ultimi messaggi. Riguardo alla questione povertà, il messaggio insistente nei confronti di chi sta meglio nella vita è ritornare ad avere empatia nei confronti degli altri fratelli meno fortunati e distruggere l'unica ideologia dei giovani di oggi che credono solo nel denaro e ricchezza finanziaria ad ogni costo. Sono d'accordo all'inizio, nel senso che bisogna lavorare molto sull'empatia, che a me piace però chiamare più compassione, cioè il desiderio di voler vivere insieme all'altro anche lo stato della sofferenza quando c'è. Sulla questione dei giovani invece non sono d'accordo. Noi abbiamo tante volte occasione di ospitare giovani che si svolgono molti dei nostri servizi e nonostante le apparenze, in realtà i giovani sono quelli che più di tutti hanno ancora fresco il senso della loro natura. Quando poc'anzi dicevo l'uomo è fatto per amare, lo fa naturalmente se nulla lo ostacola, ecco i giovani lo sanno fare splendidamente. Mettete un giovane dove c'è
una situazione di vera sofferenza e dove non sia distratto da tutte le cose che oggi ci soffocano. Il suo cuore forse è più pronto farà ad accettare, quindi si tratta solo di dargli delle opportunità. Gesù insegna che la giovinezza è una scelta. Ultima battuta con Salvo, velocissimo perché dobbiamo chiudere. Ci chiedono cosa fare se volessero donare degli abiti, quali sono degli indumenti, insomma quali sono gli orari. Velocissimo, poi Don Puglisi se lei vuole dire, ma proprio 2 battute precise. Noi dobbiamo sempre intervenire nel bisogno delle persone, quindi ringraziamo tutti i volontari che si spendono in ogni realtà ecclesiale per il loro servizio. Come Caritas diocesana accogliamo con gioia gli alimenti e queste opportunità legate al fabbisogno alla persona sull'igiene e alimentare. In questo momento non stiamo prendendo vestiario o arredo non perché la Caritas rifiuta le donazioni, ma perché grazie a Dio abbiamo parecchie donazioni derivanti da sequestri, purtroppo anche da fallimenti o da donazioni pregresse, dove non sia mai che la mano della Caritas possa acquisire un dono che non vada in porto. Perfetto. Quindi leghiamoci sempre al bisogno e grazie di cuore a tutti. Grazie Salvo. Mi sembra chiarissimo. Grazie. Potremmo aggiungere che se si ha un maglioncino, una coperta eccetera, si può donare direttamente alle persone che ne hanno più bisogno, dubbio, e così magari si scambia una parola, un gesto. Più che del maglione, la persona che ha freddo ha bisogno di vedere davanti a sé chi glielo porta e glielo mette e l'abbraccia. Il calore più bello non lo dà un maglione, lo dà un abbraccio. Perfetto, questo è proprio, come dire, possiamo tranquillamente chiudere così. Grazie Don Puglisi. Grazie a te, Adela. Grazie anche a chi ci ha ascoltato e che ci ha seguito fino a questo momento. A tutti, alla prossima.